Saremo con voi anche domani mattina, giorno di Natale, sempre in diretta a partire dalle ore 10 per trasmettervi dalla Basilica Cattedrale di San Marco a Venezia la messa solenne presieduta dal Patriarca di Venezia Monsignor Francesco Moraglia nel grande pontificale del mattino di Natale. Venezia è una città universale che accoglie ospiti e fedeli da ogni parte del mondo. Per questo alcune letture e preghiere della liturgia verranno proclamate non solo in italiano ma anche in altre lingue, così come l'annuncio della nascita di Gesù bambino è rivolto a tutti i popoli della terra. Portare nelle vostre case la messa di Natale significa svolgere un servizio pubblico nel senso più nobile del termine, per quanti, malati negli ospedali o comunque impossibilitati a muoversi da casa, altrimenti non riuscirebbero a parteciparvi. Per questo saremo con voi come sempre e vi aspettiamo davanti alla TV. A Natale, nel bambino di Betlemme, Dio entra nelle nostre fragilità personali, familiari, sociali e ci accompagna non da remoto o con un algoritmo, ma personalmente, passo dopo passo, lungo la vita concreta e reale che è di gran lunga la migliore scuola che io conosca. Un'Eucaristia solenne che giunge a pochi giorni dall'apertura anche a Venezia della Porta Santa per l'anno giubilare che il Patriarca Francesco aprirà dalla Basilica Cattedrale di San Marco domenica 29 dicembre alle ore 15. Nell'era della cosiddetta intelligenza artificiale si può non cadere e non dobbiamo cadere in una visione pessimistica sull'uomo a patto di imparare che la persona è intangibile, che la persona è un fine, non è mai un mezzo,